A. In campo oggi al Roberto Sorrentino l'Accademia Sport Trapani e la Nissa. Andiamo a presentare la formazione del Nissa con Antonio Eleseia, Alessio Pio Rossi, Alessio Pedicone, Santo Rivitera, Adria Games Vieto, Juan Manuel Barrera, Gaston Thomas Semanas, Cosimo Pagano, Ivan Aguidia, Abdul Gaya, Antonio Esposito. E adesso invece per la formazione di casa troviamo Francesco Mistretta, Antonio Iannazzo, Alessandro Cammareri, Naguib Sekum, Lamin, Aldo Perricone. Sembra un anticipo scontato, in realtà non lo è. Dare una buona impressione e continuità allo stesso tempo sono i giusti ingredienti per divertirsi. Amici di Sportissimi, ciao da Salvo Giracci, benvenuti al Roberto Sorrentino e Accademia Trapani Nissa. Siamo nell'8ª giornata del girone A di eccellenza siciliana. Una promozione passa anche da ambienti più piccoli, con avversari difficili che vogliono onorare fino all'ultimo la maglia contro i più favoriti. La capolista Nissa la scorsa settimana è tornata a vincere contro il Misilmeri. Oggi vuole dare continuità in casa dell'Accademia Trapani, squadra che in 3 anni, a prescindere dalla categoria, si è rivelata sempre ostica un po' per tutti. Le due formazioni: Accademia Trapani con la maglia bianca e i pantaloncini blu scuri. 3 novità rispetto all'1-0 in casa dell'Aspra in settimana scorsa: il 4-3-3 di Alberto Amoroso. Iannazio gioca in difesa sulla fascia, Cammareri cambia fascia da destra a sinistra, centrocampo c'è Lala, torna Sekum, c'è anche Odd che torna titolare dopo 5 partite, Mistretta in porta, in difesa dunque Iannazzo, Giorgio, Perricone e Cammareri, da destra verso sinistra, centrocampo Odd, Sekum e Lala. Il tridente d'attacco è formato da York, Guaiana e Castiglione. A disposizione in panchina ci sono Grimaudo per la porta, poi in camicia Bie alla prima panchina in campionato, poi Marrone, Agnello, Samanà, Barraco, Nolfo e Cannavò, anche lui tornato tra i titolari in convocazione per Amoroso. Risponde la Nissa in maglia verde e pantaloncini bianchi, tutto confermato rispetto al 4-0 ovviamente contro il Misilmeri di settimana scorsa. C'è la seconda titolarità consecutiva per Vieto, ancora utilizzato come difensore centrale, confermato anche Pedicone a sinistra. Il 4-3-3 di Nicolò, Terranova, Elisa in porta, Rossi, Barrera, Vieto e Pedicone in difesa, centrocampo Esposito, Privitera e Pagano, in attacco Semenzin, Agudiac e Gueye. A disposizione in panchina c'è Serafino per la porta, poi Magro alla seconda panchina consecutiva, poi Scribani, Ruano, Neri, Tripoli, Galfano, Dall'Oro e Caccetta, che dopo 2 partite torna tra i convocati. Tutti comodi, è iniziata Accademia Trapani Nissa con il pallone subito in fallo laterale. Tanto sole qui a Trapani questo pomeriggio per accompagnare l'anticipo di questa 8ª giornata di campionato. Il resto delle partite nel pomeriggio di domani, con la sfida alle 14:30 tra Casteldaccia e Mazzara, poi Pro Favara, Folgore, Castelvetrano, Unitas Sciacca, Super Giovane Castelbuono alle 15, Geraci Fulgatore, Don Carlo Misilmeri, Athletic Palermo, Mazzara 46, Castellammare e infine Oratorio Marineo Aspra. Sono entrati in questo momento al Sorrentino gli ultras della Nissa, che nella fase di riscaldamento praticamente hanno fatto sventolare le bandiere nella zona esterna allo stadio, praticamente dietro la porta, in questo momento difesa da Elezai, quindi alla vostra sinistra dei vostri teleschermi. Poi quella bandiera nera gigante è stata fatta sventolare praticamente dal lato opposto dove ci troviamo noi, sempre all'esterno dello stadio. Adesso il ultras della Nissa hanno avuto la possibilità di entrare. Agudiac mette al limite il pallone, allontanato dalla difesa dell'Accademia, ma riprende tutto Semenzin, cross basso, respinto, ancora Semenzin a controllare il servizio dietro verso Previtera, fermato nel fallo laterale da Lamin Giorgio. E Nissa dunque in proiezione offensiva con la rimessa lunga
da parte di Previtera in mezzo, Mistretta se la chiama e la protegge. Accademia Trapani che si trova in settima posizione in classifica, in un gruppetto di squadra, 12 punti a ridosso della zona playoff, 12 punti assieme alla Super Giovane Castelbuono, all'Athletic Palermo, squadre tra neopromosse e squadre dunque che vogliono fare un campionato di alta classifica. La Nissa è prima invece, 19 punti più 3 sulla Pro Favara, oggi potrebbe avere la possibilità di andare a più 6 ovviamente, tenendo conto delle partite che si dovranno giocare ancora nella giornata di domani con la Pro Favara che eventualmente sarà costretta un po' a rispondere contro la Folgore Castelvetrano. Non aggancia bene Iannazzo, oggi nel ruolo di terzino destro. Cammareri gioca a sinistra sull'utilizzo al centrocampo di Pietro Lala, che a sua volta è stato utilizzato da terzino sinistro nel corso delle scorse partite. Fondamentale il ritorno di Secume in mediana, è stato costretto a non giocare la sfida contro l'Aspera. Stessa cosa a Cannavò, con la differenza che però l'attaccante parte dalla panchina oggi. Parte dalla panchina volendo anche Caccetta, lato Nissa, non al meglio nelle ultime settimane. Con Esposito ancora a figurare tra i centrocampisti, lui che è un ala d'attacco però è comunque un elemento offensivo in più per Nicolò Terranova. Nessun fallo qui, si continua a lottare in mezzo al campo, il recupero di Pedicone che si va a prendere la rimessa laterale. L'arbitro di questo pomeriggio è Cristian De Angelis della sezione di Nocera Inferiore, assistito da Cristian Pino e Salvatore Nigrelli, entrambi della sezione di Barcellona Pozzo di Gotto. Questa la terna. Sponda verso Gueye, pescato in posizione irregolare. Cammareri, il capitano dell'Accademia Trapani, deciso di scendere 2 anni fa in prima categoria per questo progetto. Lancia York, pallone prima a Elisai, portiere che invece è cresciuto anche nel settore giovanile della Juventus. Ha parato un calcio di rigore a Matera del Misilmeri una settimana fa, mantenendo il risultato sul 4-0 in favore della Nissa. Tra l'altro non è stato impegnato moltissimo, il rigore l'ha parato al 90°, quindi mantenendo il clean sheet fino alla fine. Per quanto riguarda invece la porta dell'Accademia Trapani, la bilancia un po' è andata a pendere da una delle due parti, perché Mistretta si è preso sempre di più nelle ultime settimane la titolarità con Grimaudo in panchina. Si sono alternati nelle primissime partite della stagione, poi è arrivato il momento della titolarità di Mistretta, con Grimaudo che oggi torna tra i convocati dopo non esserci stato contro l'Aspra in panchina. C'è stato il terzo portiere Bernardini, classe 2005. Cammareri di testa, il tacco di Previtera volante, risponde Perricone, ancora Santo Previtera. In mediana da entrambe le parti elementi
molto fondamentali, abbiamo detto di Secum, dato Nissa Santo Previtera. Sempre campionati di alto livello da parte sua. Bieto serve Pedicone, buona la sua prima da titolare contro il Misilmeri, che è stato confermato oggi da Terranova. Primissa per la Nissa. Previtera finta, vuole vincere il rimpallo, poi Previtera allarga da David Gueye, guarda un po' verso l'interno dell'area, cross verso il secondo palo, Cammareri deve ribadire nel liberare l'area, York lancia all'indietro verso la zona attaccata da Lala e Cammareri lamenta un tocco con la mano. York, il pallone preso da Esposito, Pagano gira, Pedicone, Gueye contro Castiglione che conquista la rimessa per l'Accademia Trapani. Iannazio attaccato da Gueye, il recupero di Pagano, il pressing con scivolata fuori senza fallo da parte di Oddo. Ultima titolarità alla seconda giornata contro il Geraci per il classe 2006, uscito tra l'altro in quella circostanza per un infortunio alla spalla, è stato un po' fuori, oggi torna dal primo minuto. Rimessa lunga sempre di Previtera, colpo di testa provato da Pedicone, c'è soltanto rimessa dal fondo, nessun angolo conquistato dalla Nissa. Ci sta provando la squadra di Terranova ad andare avanti, un pochino di difficoltà in più per l'Accademia Trapani. Ancora le gerarchie. Bisogna stabilirle in campo, anche se le prime impressioni sono queste. Punizione Accademia, batte Najib Secum. La girata da parte di Lala, per poco al colpo di testa Oddo, e allora Pagano a lanciare Gueye, controlla con gli occhi Iannazio, che ha rimessa laterale. La battuta della rimessa laterale, segue Guaiana, il pallone è uscito, Guaiana che ha deciso la sfida contro l'Aspra, un colpo di testa a poco più di 10 minuti dalla fine per far conquistare i 3 punti all'Accademia Trapani, quella che fu la seconda vittoria consecutiva in trasferta, con il risultato di 1-0 dopo il successo contro il Mazzara. Avanti la squadra di Amoroso, sempre con la rimessa laterale. Iannazio scambia con Lala, il cross respinto da Bieto, a cercare Agudiak, doppietta contro il Misilmeri per lui, salito a 5 gol in questo campionato. Il cross di Semenzine, secondo palo verso Gueye, era in posizione di fuorigioco l'attacco di Iannazio, che si va a prendere anche un colpo. La battuta affidata
realtà a Francesco Mistretta. Giorgiu, lancio lungo verso la zona di Castiglione, prima però c'è Pedicone. Vieto, che è arrivato dal San Luca in Serie D, squadra con cui ha conquistato la salvezza, classe 2004, quindi elemento under da sfruttare, spagnolo di nazionalità. Cross in mezzo, si lamenta un tocco con la mano, c'è il fischio dell'arbitro, calcio di punizione, il fallo di Iannazzo. E allora opportunità per la Nissa. Tanti uomini a ridosso dell'area piccola dell'Accademia Trapani. Batte il solito Previtera. Potrebbe andare al servizio corto. L'arbitro ancora vede qualcosa che non va nel bel mezzo del mucchio. Va a parlare con Lala e Pagano nel dettaglio. De Angelis, bandiera A2 per l'Accademia Trapani. Adesso si può andare con Previtera direttamente sulla barriera. Nuovo cross in mezzo, allontana Perricone, ribadisce Castiglione, sempre in fallo laterale. La battuta di Previtera passa, il servizio di Esposito, ancora Previtera prova ad aggirare Castiglione, il cross ancora respinto dal 2002 dell'Accademia. Sempre Santo Previtera. Si propone Rossi, Previtera va comunque in area, pallone dentro, Mistretta la prende. Ma che cazzo perde sempre tempo? Ma dalla York! Preferisce la soluzione corta il portiere dell'Accademia Trapani con il possesso di Giorgiu, il passaggio per Oddo, fermato poi Secum, il colpo di testa di Castiglione, pallone che va nella zona di Adria. Vieto, Previtera, Rossi la alza, Secum di testa, mette giù Lala, Previtera controlla fuori. Rimessa lunga, il colpo di testa di Giorgiu, ancora Vieto, Secum a lottare con Esposito, c'è il fallo commesso dal giocatore della Nissa. Allora pallone in avanti con il cross voluto da parte di Iannazzo. Pagano allontana verso Gueye, di testa Secum, un appoggio per Castiglione, chi allarga Iannazzo. Secum, fuori gioco di Castiglione. Mister, non in campo. Dietro,
avanti Kawi York, Oddo, Vieto allontana per pochissimo, prende la Giorgio, mistretta a rischiare l'Accademia. C'era stato lo scatto di Agudiak verso la profondità, il recupero della squadra di Terranova. Barrera, Pagano, Previtera, lancio lungo verso Semenzin, l'aggancio, mette dietro per Rossi, supera Cammareri, non si può andare avanti e allora Cammareri, si contendono entrambe le squadre nel possesso, il recupero e la battuta di Lala della rimessa laterale. Guaiana apre ma a nessuno, giocata a memoria. Da parte del bomber dell'Accademia Trapani. Castiglione verso il mancino a superare Previtera, poi incontra la pressione di Pagano. Guaiana a lanciare Oddo, potrebbe esserci il cross, sì, basso, respinto da Vieto, rimessa Accademia in proiezione offensiva. Castiglione prova la conclusione, è centrale per Elisai. Rinvio lunghissimo verso Gudiak che finisce giù assieme a Perricone. Per l'arbitro non c'è fallo. Quasi coetanei i due, a Gudiak classe 84, Perricone classe 86. Lala allarga da Cammareri verso Guaiana, il colpo di petto era l'assist per York, poi Cammareri lancia, ma di conseguenza in profondità non c'è nessuno. E la Nissa a tenere di più il pallone. Ancora però le grandi occasioni da gol non sono arrivate. È arrivato poco fa invece un tiro, seppure non molto potente, da parte di Castiglione. Nulla di rilevante però. Vieto, bello il filtrante verso Pedicone. Iannazzo cade, soltanto rimessa laterale per la Nissa. Esposito dietro, il lancio lungo di Pagano verso la testa di Semenzin, con cui non prende il pallone ma va a ricevere una botta. Cerca di prepararsi lo staff medico della squadra ospite a bordo campo. Piccolo stop nel gioco. Con un po' d'acqua a bordo campo che serve, dato il sole di Trapani oggi. Batte Alessandro Cammareri, risponde Previtera di testa. Agudiak contro Perricone, si rinnova il duello, avanza l'argentino, cade, stavolta c'è il fallo. Perricone dice all'arbitro il fallo è suo. Non molto d'accordo
l'ex San Vitolo Capo. In 3 sul punto di battuta con il destro Pedicone, con il mancino Pagano al centro c'è Previtera, 2 sempre in barriera per l'Accademia Trapani, fischia De Angelis, battuta lasciata a Previtera, sventagliata, allontana di testa Secum. Si cerca il cross, Iannazzo che respinge subito, pallone regalato a Pedicone, pallone scodellato al limite, la spallata di Agudiac, il tiro di Pagano da fuori, l'opportunità, la prima per la squadra di Terranova. Lancio in profondità verso Simone Guaiana contro Bieto. Guaiana lavora senza palla ma se la porta fuori. Il lancio lungo di Barrera, Oddo ed Esposito a lottare. C'è il fallo del classe 2002 della Nissa. Secom largo verso York, il colpo di testa c'è stato anche quello di Rossi, poi il pallonetto di York, calcio di rigore per l'Accademia Trapani, conquistato da Kawi York, il fallo di Alessio Rossi. Il tocco con la mano di Rossi e opportunità dal dischetto per l'Accademia Trapani, il tutto conquistato da Kawi York. Ormai non più una sorpresa questo esterno d'attacco che è arrivato dal Petrosino, squadra retrocessa in prima categoria nella scorsa stagione. Vedremo chi andrà a calciare questo calcio di rigore nella giovane storia dell'Accademia Trapani. È sempre Calciatinolfo, c'è stata anche qualche opportunità per Agnello che però è in panchina. Accademia Trapani con rigore l'ho sbagliato in questo campionato, proprio con Nolfo contro il Mazzara 46, batterà Secum. Lui che ha segnato proprio in quella porta il gol contro il Misilmeri nella scorsa partita che ha giocato. Ultima in casa prima di questa con la Nissa, la Gip Secum. York è momentaneamente fuori, intanto Secum, il vantaggio dell'Accademia Trapani. Najib Secum, sempre verde, l'1-0 dei trapanesi dal dischetto contro la Nissa. Accademia 1, Nissa 0. Festeggiano i tifosi al Sorrentino per il gol
di Najib Sekoum, il numero 2 in questo campionato, il numero 3 con la maglia dell'Accademia Trapani, il classe 81, continua a farsi sentire. 1-0. Ovviamente la Nissa non vuole stare per niente a guardare giù Gueye. Semenzin per correttezza mette il pallone fuori. Privitera chiede spiegazioni, non con molta calma. Gueye va a parlare anche con l'assistente arbitrale. Cartellino rosso per un membro della panchina della Nissa. Proteste non molto accettate da parte dell'arbitro, ammonito anche Privitera. Iniziano ad esserci un po' di nervi in campo appena dopo il rigore trasformato da Najib Sekoum. Pallone rispedito alla Nissa con il fair play. York è tornato comunque in campo regolarmente, qui Pedicone giù senza fallo. Castiglione vince il rimpallo, ma il pallone finisce fuori. Adesso la Nissa è chiamata ad alzare i ritmi, a creare occasioni, con un gol che è arrivato un po' in mezzo al nulla come primo vero tiro pericoloso verso la porta. C'era stato quello di Castiglione in precedenza, ma un po' debole con la mano a Gudiak. La punizione battuta da Mistretta. La sponda di Guaiana. Con York ci ha parlato, gli ha detto era per te, non ti sei inserito, anche se York era un po' largo. Semenzin avanza fino in fondo, il cross di Semenzin allontana Sekoum, pallone dietro nella zona di Pedicone che non la prende benissimo, è costretto un po' a tornare indietro. Il tocco di Oddo, si serve dietro Pagano, altro cross, Semenzin aggancio, nuovo traversone, Gueye palleggio, entra in area per Ricone di testa, allontana e allora spazza l'Accademia, seppur in maniera morbida, con York. Adesso Guaiana ostacolato da Esposito che recupera il pallone in maniera assolutamente regolare, si inserisce tra le linee, perde l'equilibrio. Nuovo possesso di Pietro Lala, il pallone morbido per Oddo, mette a correre Castiglione, anche in questo caso il servizio è lungo. Previtera verso Gudiak contro Perricone, nessun fallo del centrale dell'Accademia. E allora Sekoum sempre verso Saul Castiglione, l'appoggio di Pedicone per Elizai. Il lancio lungo
di Rossi, la sponda di Agudiak verso Semenzin, troppo forte l'impatto con il pallone, ma c'è stato un movimento abbastanza rapido da parte dei giocatori della Nissa, con il pallone che non ha retto un po'. Castiglione, l'aggancio in aria, il sinistro murato subito, poi Vieto spazza, ancora Castiglione a rendersi pericoloso. Cammareri, controllo regolare, ancora Cammareri si accentra, allarga il pallone per l'ala a puntare gli avversari, pallone dentro e le Zai, la presa dell'albanese. Previtera vuole dimostrare il proprio valore la Nissa, squadra che al Tomaselli ormai gioca a memoria. Bisogna ovviamente però anche adattarsi ai campi che si vanno ad affrontare in trasferta. L'ala subisce fallo, cartellino giallo per Barrera. Secondo ammonito nella Nissa. Secum batte la punizione, pallone verso York, l'aggancio, il duello contro Rossi non passa con l'intervento di Semenzin. Cammareri non si accorge neanche lui forse di averla toccata, tant'è che deve fare scorrere il pallone per forza. Rossi verso Gueye, Perricone mette il pallone praticamente dentro la panchina della Nissa. Qui Cammareri spazza prima dell'arrivo di Mistretta. Perricone intanto che era scivolato a bordo campo. Pedicone avanza la Nissa, il cross in mezzo, secondo palo, Cammareri in calcio d'angolo. Battuta corta, vedremo, c'è Previtera, accanto a lui Pagano, si va in mezzo Previtera, prova il tocco verso la porta Semenzin, altra deviazione. Stavolta batte Pagano, corto per Previtera, il passaggio per Pagano e poi l'intervento di York. Terzo angolo consecutivo per la Nissa. Stavolta Previtera direttamente in mezzo. E questa è la soluzione, colpo di testa voluto dal centro dell'area, non è arrivato. Rossi, largo, si arriva da Previtera, tocco di Castiglione, fuori. La rimessa di Previtera, lunga, colpo di testa all'indietro di Pedicone, allontana Iannazio. Il recupero di Semenzin, dietro da Adrià Vieto. Rossi, per tornare indietro addirittura da Elizai. Il rilancio lungo del portiere della Nissa, Iannazzo sbaglia il colpo di testa, non lo indirizza verso l'interno del campo ma fuori. La battuta della rimessa laterale, il fallo di Oddo.
Si resta sempre in area di rigore ad attaccare per calci di punizione, rimessi laterali. Intanto a bordo campo parlano Caccetta e Terranova. La punizione di Previtera in mezzo, allontana con il petto Perricone. Libera la Nissa, ma sempre in attacco. Pagano, traversone, colpo di testa di Semenzin, non trova la porta, incornata fuori. Il terzo tempo di Castiglione, ostacolato Guaiana, ancora Castiglione verso York, pallone che rimbalza davanti alle Zai. Pedicone, l'aggancio di Gueye, l'attacco di Giorgiù, poi di Oddo, pallone finito sempre ai giocatori in maglia verde, calcio di punizione. Sempre Santo Previtera. Parte Previtera, pallone interessante direttamente su Mistretta. Il servizio direttamente sull'ala. Si nota ancora il tocco con il braccio di Semenzin. Tranquillo. Secum corto da Lala per Secum, la pressione di Agudiak. Lala, il passaggio di Oddo, lascia Guaiana per lui, Oddo per salire, poi si scontra con Barrera, è rimessa per la Nissa. Battuta di Previtera, Agudiak con il petto, Previtera ci pensa lui a risolvere, ma è un lancio quasi impossibile per Gueye. Secondo la Nissa il pallone è rimasto dentro, non secondo l'assistente. Tantissime proteste dalla panchina della Nissa, l'arbitro che ha parlato con Terranova. Cammareri, Guaiana, ci pensa ancora Barrera, Previtera ostacolato da Guaiana, si ritorna dietro da Bieto e le Zai. L'appoggio di Giorgio, Secum verso Oddo, un po' lunga, sbaglia l'alzata, Bieto, e comunque possesso Nissa.
ma senza poter sviluppare l'azione per dei tempi calcolati male. L'entrata di Privitera, ma con un giocatore dell'Accademia Terra. E calcio di punizione. Il fallo subito da Castiglione per Ricone. Secum, si alza Iannazzo, riceve adesso. Pallone un pochino alto per Castiglione, l'ha preso di testa, ma adesso è possesso per la Nissa. Privitera subisce fallo. Vicini alla fine del primo tempo, regge il vantaggio per l'Accademia Trapani con il rigore trasformato da Najib Secum. Controllo ok secondo l'arbitro di Agudiak. Semenzin, pallone di ritorno per l'argentino, si va a tuffare Giorgio. Rimessa Nissa. Anzi no, è calcio d'angolo. Battuto corto, Privitera in mezzo, mistretta con i pugni. L'Accademia può avanzare, non ha avversari in pressione. York, lancio lungo verso Guaiana, potrebbe essere buono, è un po' lungo però. La presa di Elezai. Privitera, risponde Iannazzo. Rimessa laterale. Pagano gira. Rossi. Sulle cerchie di centrocampo Pagano. Da Bieto. Privitera. Esposito. Pallone largo per Pedicone, il cross direttamente fuori. Sembra esserci soltanto un minuto di recupero per questo primo tempo. Oddo, Castiglione, cross in mezzo, Bieto, non fa metri questo pallone, in altezza sì, Guaiana fino alla fine nel controllarlo, poi il tiro al volo voluto da Lala, quasi in acrobazia. Castiglione, pressione di Esposito, Iannazzo corto, Secum verso Lala, abbastanza solo, l'appoggia in aria, Bieto allontana Barrera. Secum di testa, Lala in corsa a prendere male il pallone, nessun fallo su di lui, e allora Pagano a far correre la Nissa. Esposito, può salire la squadra di Terranova per avere l'ultima chance nel corso di questo primo tempo. Il recupero però di Iannazzo, c'è il fischio dell'arbitro, tutti negli spogliatoi. 1-0 per l'Accademia Trapani, il gol di Najib Secum su calcio di rigore. Una partita che fino ad ora non ha avuto tantissime occasioni, più possesso per la Nissa, ma cose importanti nella zona di Mistretta non ne sono arrivate. Noi ci prendiamo una pausa, torniamo tra meno di un quarto d'ora per la ripresa di Accademia Trapani Nissa.
È stato molto importante perché siamo andati in vantaggio alla fine del primo tempo, quindi potevamo all'inizio del secondo tempo gestire anche questo gol di vantaggio, anche se siamo partiti a 1000 sotto porta. Non siamo stati cattivi perché potevamo chiudere veramente la partita già nel primo tempo, ma dobbiamo dare anche meriti al portiere avversario perché ha fatto degli ottimi interventi, quindi onore anche pure per gli avversari se tu una partita non la chiudi nel primo tempo. Però siamo una grande squadra e siamo usciti nel secondo tempo con delle palle inattive dove durante la settimana li alleniamo, e come dico sempre ai ragazzi, le palle inattive sono quelle che ti fanno vincere la partita, e infatti a inizio secondo tempo in 10 secondi abbiamo fatto subito il 2-0 su una palla inattiva, e lì viene veramente molto semplice poi gestire una partita. Di particolare non ho detto niente, ho detto soltanto di essere cattivi sotto porta. Questa è la cosa, per adesso, la caratteristica diciamo che ci manca a noi, perché siamo una buona squadra, giriamo la palla, quindi dobbiamo cercare soprattutto di essere veramente cattivi sotto porta, perché queste partite rischi veramente di pareggiarla oppure di perderla, come è successo in qualche partita. Mi conoscono tutti, sono un allenatore, anche un ragazzo molto sincero, e quando si vede una squadra dell'Ojato in una C2 con dei giocatori del genere, il problema è se non si vince, no se si vince. Quindi io lo sapevo che avevo una squadra attrezzata per vincere, quindi per me, tra virgolette, è anche una cosa normale essere là sopra. Non è una cosa normale se non ci fossimo là sopra. Già, come si è visto in altre partite, andiamo a giocare in un sintetico dove noi il sintetico lo soffriamo, quindi, perché siamo tutti giocatori veloci e tutti giocatori che sono abituati a giocare sul parquet, quindi questa settimana cercheremo di allenarci pure noi sul sintetico e farci trovare pronti, perché è una partita molto importante, perché poi andremo a affrontare altre partite molto delicate del campionato. Benvenuti allo stadio Santissima Trinità di Geraci Siculo. Oggi Castelbuono contro Casteldaccia, la terza partita nel giro di un mese. Diciamo, personalità, il pallone in mezzo, conclusione. Arenoso potrebbe anche calciare, allora, si perde alta sul fondo, opportunità per Arenoso a mediano basso, anzi è cross di Suarez, il pallone passa, arriva dall'altra parte Grandi, si potrebbe calciare Grandi, Laureano Grandi, il pitbull, non c'è più, 1-0, ha segnato Grandis per la Coppa Italia Eccellenza. Belecco, Antus potrebbe anche calciare, Antus, palla che non esce di pochissimo, che esce veramente di pochissimo. Il pallone per Belecco che si smarca con una grande giocata. Belecco va via, Belecco, grande giocata, Belecco mette il pallone in mezzo, poi potrebbe provarci Pappalardo, tiro deviato, calcio d'angolo che divide il portiere, parte il gioco del colpo di testa, la palla che si perde sul fondo, benissimo, ci ha provato Russo, palla per Pappalardo, cercare Diallo, e posizione regolare Diallo, regolare Diallo, Gascione blocca. Parte Megna, il pallone sul secondo palo. Questo laterale. Pallone che passa, Monti, e poi allontanato da Grandis, il mostruoso qui, Garofalo che non deve perdere il controllo della palla, arriva Monti per Megna, palla per Velardi, calcia, Pagone che si ferma un po', ragiona Diallo, viene contrastato, grande palla in profondità, fuori. Conclusione di Pardo! Il leopardo delle Levi! Il piazzato di Pardo! La conclusione! Fantastica!
in vantaggio per due reti a 1 contro l'Oratorio Sancile Giorgio. Folgore Castelvetrano Sciacca 2-1, parte il calcio di punizione alto da parte di Velardi, quindi non era in profondità il tacco da parte di Presti Filippo, bisogno potrebbe calciare, un brivido. Alfano prova ad entrare nel rigore, Alfano esterno della rete, e finisce qui la super giovane Castelbuono trova la terza vittoria in questo campionato. Mister Mineo, mister Casteldaccia rispetto alle scorse gare contro il Castelbuono ha disputato una gara più decisa, con grandi ripartenze da parte di Megna, Monti e Velardi. Cosa per oggi è mancato per fare bottino? Cosa è mancato? Che se riusciamo a fare 7-8 volte una ripartenza, sbagliamo sempre la scelta, non riusciamo a tirare in porto in maniera pulita, poi è normale che la partita non si vincono. È logico che incontriamo una squadra forte che sta facendo un bel percorso. Noi abbiamo questa difficoltà di riuscire a tramutare l'amore di gioco in quelle che possono essere azioni da gol e di conseguenza gol. Dobbiamo lavorare, dobbiamo stare sereni e niente. Si è vista un po' di qualità oggi a centrocampo, una grande qualità da parte di Megna. Quanto è mancato questo giocatore? Ma ancora non sta bene, ancora penso che sia il 50%, è logico che è un giocatore importante. Oggi in realtà siamo venuti qui non per avere alibi o giustificazioni senza 5 diciamo, giocatori importanti, Monforte, Bertolino, Abate, Cardinale e Serruzza, quindi avevamo solo 8 grandi e tutti under. È logico che Andrea è un giocatore importante, ma sono tutti giocatori importanti. Noi abbiamo l'obbligo di dover salvarci il prima possibile, quindi di dover essere tutti in forma e tutti al meglio. Ecco. Mister, augurandole un in bocca al lupo per il futuro, si sente un po' sulla graticola. Sulla graticola. Il calcio è così, diciamo, sono cose più importanti nella vita. È logico che ci aspettavamo un percorso diverso rispetto a quello che stiamo facendo, è logico che siamo un po' in difficoltà, però abbiamo 6 punti e quindi cercheremo di rimboccarci le maniche e cercheremo di fare meglio alla prossima partita. Qui con Andrea Megna, 2 anni fa sei stato il trascinatore del Casteldaccia in eccellenza, culminata con la vittoria nella finale playoff contro la Torrenovese. Andrea, questo è un campionato completamente diverso, ma rispetto allo scorso anno, dove avete avuto una buona partenza, quest'anno cosa manca? Intanto buonasera a tutti, già lo sappiamo, l'abbiamo sempre saputo, il campionato di eccellenza è sempre stato difficile. L'anno scorso sì, siamo partiti bene, ma abbiamo finito male, quindi spero che quest'anno stiamo iniziando un po' maluccio e spero di finire bene. Soprattutto fare punti con le squadre blasonate come noi, che lottano già per la salvezza prima possibile. Sappiamo che è stata difficile, sapevamo che era difficile oggi, quindi complimenti ovviamente a Castelbuono, complimenti ai ragazzi che hanno messo l'anima. Ovviamente do anche complimenti ai miei compagni di squadra che hanno dato l'anima dentro il campo. Domenica ci aspetta il Mazzara, quindi archiviamo la partita di oggi e pensiamo già alla prossima. Proprio contro il Mazzara, che è anche una diretta avversaria per il momento della salvezza, però cambiando diciamo allenatore, anche direttore sportivo, punta sicuramente a migliorarsi. Esattamente, sicuramente hanno avuto anche loro dei problemi, come ogni squadra ha i suoi problemi. Sicuramente verranno a fare una battaglia, quindi noi speriamo di essere già pronti già da domani. Oggi è giusto che ormai ritorniamo, andiamo alle famiglie e metabolizziamo la sconfitta di oggi, che ci darà, come si dice, esperienza per la prossima domenica.
È iniziato il secondo tempo di Accademia Trapani-Nissa, l'8ª giornata del girone A di eccellenza siciliana. L'anticipo del sabato con l'Accademia avanti 1-0 per il calcio di rigore trasformato da Najib Sekoum al minuto 27. Facciamo il recap delle due formazioni con l'Accademia in maglia bianca e pantaloncini blu. 4-3-3 per Alberto Amoroso, Mistretta in porta, in difesa Iannazzo Giorgiù, Perricone e Cammareri, a centrocampo Oddo, Sekoum e Lala, in attacco York, Guaiana e Castiglione, in panchina il portiere Grimaudo e poi in camicia Mbie, Marrone, Agnello, Samanà, Barraco, Nolfo e Cannavò. Risponde la Nissa in maglia verde e pantaloncini bianchi, adesso in attacco con il tiro da fuori di Semenzin parato da Mistretta. Nissa anch'essa con il 4-3-3 di Nicolò Terranova, Elisa in porta, Rossi, Barrera, Bieto e Pedicone in difesa, Esposito, Privitera e Pagano a centrocampo, in attacco Semenzin, Agodiac e Gueye, in panchina il secondo portiere Serafino, poi Magro, Scribani, Ruano, Neri, Tripoli, Galfano, Dall'Oro e Caccetta. L'arbitro del match è Cristian De Angelis di Nocera Inferiore, assistito da Cristian Pino e Salvatore Nigrelli, entrambi di Barcellona Pozzo di Gotto. In attacco la Nissa con Gueye che si allunga il pallone, poi cerca il traversone, ma esce fuori un pallone altissimo e largo. Non ci sono state tantissime occasioni da gol. Nissa più che altro che ha avuto dalla sua parte il possesso del pallone. Ma conclusioni pericolose, parate importanti di Mistretta non ci sono state. Un paio di raccolte invece di Elezai, prima su un tiro debole di Castiglione, poi c'è stato l'episodio del calcio di rigore conquistato da York, fallo di mano in area di Rossi, trasformato poi da Sekoum. Castiglione poi ci ha riprovato con un tiro ribattuto in piena area, comunque non arrivato a Elezai. Molta presenza di pubblico qui al Roberto Sorrentino di Trapani, gradinata a cielo aperto piena per la maggior parte, potremmo dire un 75%, presenti anche gli ultras della Nissa arrivati da Caltanissetta. Cross in mezzo, il colpo di testa di Guaiana fuori in piena area di rigore, il colpo voluto dalla punta dell'Accademia. Proprio di testa, segnato all'Aspra settimana scorsa, un gol che ha portato la vittoria ai ragazzi di Alberto Moroso. Adesso la Nissa, Privitera cambia tutto, Pagano in piena area, adesso il pallone è di Esposito che insiste, posizione regolare la sua, giudicato dall'arbitro. Guaiana protegge contro Bieto, fallo da parte dello spagnolo, c'è il cartellino giallo per Adrià Bieto. Il terzo giallo del pomeriggio dopo quelli a Privitera e Barrera. Zero gialli invece in casa Accademia. Punizione a battuta Najib Sekoum. Battuta morbida verso la fascia, sponda di Castiglione verso Guaiana, spallata regolare di Bieto. Si lamenta una possibile deviazione in angolo di Bieto, rimessa dal fondo secondo l'arbitro. Agodiac fermato da Perricone con il fallo.
Previtera, anticipato Esposito da Iannazio, la rimessa di Pedicone sponda in mezzo di Agudiak, pallone non preso da nessuno. Adesso Guaiana contro Bieto, nel lancio lungo di Castiglione corre York, ma è consapevole di essere lontano. Giorgio di testa, l'appoggio di Oddo, Secum, arriva Gueye, Previtera, allarga da Gaston Semenzin, sale nel frattempo Rossi, riceve, duello con Lala, tocco di Lala, poi il pallone tocca a sua volta la bandierina e rimessa per la Nissa. Solita soluzione lunga per Santo Previtera, la sua battuta in mezzo, Mistretta, il colpo di testa di Barrera, Agudiak ci prova ancora, pallone va fuori, la più grossa chance della Nissa nel corso di questo pomeriggio con Ivan Agudiak. Un primo tentativo dall'interno dell'area, poi più defilato verso la destra che deve coprire Mistretta. Il portiere dell'Accademia era uscito soltanto ad allontanare seppur poco il pallone. Per la conclusione alta di Agudiak. Guaiana verso Castiglione, appoggia, serve dietro Secum, Pedicone di testa ad anticipare Iannazio, alzata di Esposito, Gueye, controllo, poi vuole Gueye il fallo per colpo pericoloso, dato che il giocatore della Nissa ha abbassato la testa. Nel frattempo Secum stava andando a spazzare fuori al volo, quindi avvicinando la gamba al viso dell'avversario. Pagano largo, il tocco di Rossi, arriva Cammareri di prima verso Guaiana, scambiano tanti due, poi va a levar via la difesa della squadra di Terranova, avanza Pietro Lala, palla al piede, non trova totalmente York, un po' sorpreso dal passaggio del compagno, e allora Previtera, Gueye, un pochino di spazio, evitata la scivolata di Perricone, anche se il tocco c'è, cartellino giallo per il difensore centrale dell'Accademia Trapani, il primo ammonito per Amoroso. Fallo in corsa di Aldo Perricone. A bordo campo movimenti da entrambe le parti, si riscaldano le riserve. Vedremo che modifiche ci saranno a riprese in corso. Nel frattempo, adesso il calcio di punizione per la Nissa, una Previtera che dà qualche indicazione a Rossi. La battuta però dentro l'area, colpo di testa a girare di Barrera. C'è però posizione di fuorigioco. York di testa, Bieto anche, Secum, Bieto verso Semenzin, troppo lunga rimessa per l'Accademia Trapani.
C'è anche in gradinate il presidente della Nissa, Luca Giovannone, solita giacca e cravatta. A guardare la partita assieme alla famiglia. Fallo su Giorgio. Secum, pallone lunghissimo verso York, prima di lui Rossi, l'Accademia guadagna metri. Ancora York, si inserisce Previtera nel pressing, calcio d'angolo. Batte Secum. Pallone dentro che gira, allontana Godiak. Altro angolo. Sempre Najib Secum dalla bandierina, il pallone dentro e l'esaino perfetto, finisce in rete, esulta Iannazzo, da capire l'ultimo tocco, in realtà non è gol, l'arbitro ha dato rimessa dal fondo, ha esultato tutta la panchina della Nissa per il gol non convalidato all'Accademia Trapani. Il pallone non sarebbe entrato tutto in porta. Lezai non l'aveva presa benissimo, ma per sua fortuna, a quanto pare, secondo la decisione dell'arbitro, il pallone non è entrato tutto. Situazione ovviamente da rivedere. Si resta sull'1-0 con Iannazzo che era andato ad esultare. Fallo di Perricone, rischia perché ha il giallo addosso. Fallo su Agudiak. Punizione Nissa con Santo Previtera. Parte Previtera in mezzo, colpo di testa voluto da Pedicone. Pallone che è andato a scorrere.
chiede più grinta ai suoi David Gueye per risolvere questa situazione di svantaggio. Iannazio alla battuta di questa rimessa laterale, poteva essere il suo primo gol stagionale, quello poi non convalidato all'Accademia Trapani. Semenzin la tocca Cammareri, riparte, allora York supera un paio d'avversari, poi in mezzo a due cade assieme a Pagano, calcio di punizione guadagnato dall'ex petrosino. Cammareri, il cross verso Castiglione anticipato da Pedicone, poi Perricone fermato, il tocco di Oddo, la ripartenza della Nissa, sempre con Antonio Esposito. Previtera, dietro Pagano, adesso Barrera. Previtera la fa viaggiare Cammareri, non la prende perfettamente, poi il regalo per Agudiak, deve cercare una soluzione, si affida a Cosimo Pagano. Semenzin, cross in mezzo verso la testa di qualcuno, Previtera non fermato, senza fallo, ancora Semenzin, largo il cross, respinto da Cammareri. Guaiana la tocca e si prende pure la rimessa laterale. Primo cambio pronto nella Nissa, con l'ingresso in campo di un attaccante, Lorenzo Galfano, classe 2003, ex San Cataldese in Serie D. Pagano fermato da Lala, pallone ancora vivo, rilancia Rossi, la prende Secum, un paio di palleggi per servirla a Lala, appoggio verso York, pallone fuori. La Nissa chiama il cambio e allora spazio per Galfano al posto di Esposito. Soluzione offensiva per Terranova. Dovrebbe prendere la stessa mattonella di campo di Esposito, essendo un esterno di destra d'attacco. Oddo, Secum dalla distanza, Elisai con una mano ha visto un po' la porta vuota Najib Secum a sognare la doppietta. Previtera, maglia trattenuta da Lala, il rilancio di Vieto, Gueye sponda verso il nuovo entrato Galfano, ancora Gueye, allarga verticale per Galfano, pallone basso, David Gueye sul mancino, Gueye, il pareggio della Nissa, il primo gol in maglia bianco-scudata per David Gueye, il pareggio della squadra di Terranova al Serrentino, 1-1. È servito il passaggio del nuovo entrato Galfano per David Gueye, che ha avuto tempo e modo di battere Mistretta. 1-1, tutto da rifare per l'Accademia Trapani.
E allora cambio anche per l'Accademia Trapani con Federico Nolfo pronto ad entrare, il miglior marcatore nella storia dell'Accademia Trapani. Esce Castiglione al suo posto. Dentro Nolfo. Si riprende a giocare il pareggio di Gueye. Il primo gol con la maglia della Nissa. Finisce giù Secum. Si è fatto male prima di eventualmente ricevere il pallone. Attenzione a Galfano, servito proprio da Gueye. Entra in area Galfano, il tiro! La deviazione di Mistretta, il pallone in porta. Il primo gol in carriera di Galfano, la rimonta della Nissa. Subito con l'assist di Gueye. 2-1 al Sorrentino. Immediatamente dalla panchina Lorenzo Galfano a fare 2-1. Tante proteste lato Accademia perché Secum era caduto prima della ripartenza della Nissa, che ha portato Galfano al gol. Suo il contributo per il gol del pareggio di Gueye. Abbracciatissimo dai compagni, il classe 2003 Lorenzo Galfano, passato anche in settori giovanili del professionismo a Pescara e Torino. Riceve anche il 5 di Nicolò Terranova. Scontro con l'arbitro per Secum. Questo è ciò che reclama l'Accademia Trapani prima della ripartenza della Nissa, che poi ha portato al gol di Galfano. Nuovo cambio per Amoroso. Dentro Agnello, forze fresche a centrocampo. Esce Secum che non ce la fa. Dentro Ignazio Agnello al posto di Najib Secum, che proprio oggi era tornato dopo aver saltato il match con l'Aspra, l'autore del momentaneo vantaggio dell'Accademia Trapani sul calcio di rigore al 27esimo. Si riparte dopo il gol di Galfano Elizai. Avanti da capolista del campionato a 20 dalla fine. Lancio lungo di Galfano, è entrato benissimo. L'appoggio di Giargiù per Mistretta.
Iannazio di prima, York anticipato da Pedicone. Adesso l'Accademia a dover rispondere agli avversari. Agnello, il colpo di testa, Oddo, l'ala vicino alla linea del fallo laterale, pallone vivo, lo va a prendere Pagano, scivolata di Oddo, cartellino giallo per Agnello che è andato subito a protestare verso l'arbitro. Arbitro, comunque va sulla palla. Tra poco entrerà Dall'Oro nella Nissa. Secondo cambio quasi pronto per Terranova. Galfano di controbalzo, Mistretta. Lanciato Cammareri, pallone messo via, lo va a riprendere l'ala. Guaiana si gira in modo abbastanza veloce, il recupero di Oddo, pallone verso il nuovo entrato Nolfo, poi lo scontro in piena area di rigore con Oddo a terra. Si continua a giocare anche se il centrocampista dell'Accademia è rimasto giù. Si rialza in questo momento, si va con il cambio per la Nissa, l'ingresso di Emiliano Dall'Oro, esce Semenzin, tanto Secom ha raggiunto adesso la panchina dell'Accademia Trapani dopo che ha subito lo scontro che praticamente ha portato la Nissa al contropiede per il gol del 2-1. Iannazio, la sponda di Nolfo, la cerca anche Guaiana, Privitera, scontro con Agnello che non guarda più il pallone, non lo vede più. Iannazio concede l'angolo alla Nissa. Privitera chiama lo schema, pallone alto e largo, proposta dentro, allontana l'ala, la va a recuperare Barrera, poi il tocco morbido verso il fondo del campo. Di Pedicone. La prende Guaiana, allarga da York, pallone forse un po' troppo lungo, sì. Nuovo cambio per l'Accademia Trapani, pronto ad entrare Barraco. Esce Oddo.
Barracco va a destra, York si sposta a sinistra. Tanto tensione sotto la gradinata perché c'è Gueye che è andato a ricevere qualche provocazione. Nervosissimo David Gueye. C'è l'intervento anche da parte degli steward del Sorrentino a calmare qualche altra situazione, ad allontanare qualche persona che probabilmente è andato ad importunare Gueye. Gueye che potrebbe essere sostituito a questo punto, dato che potrebbe non starci più con la testa. Entra Neri, c'è il cambio per la Nissa. E infatti esce proprio Gueye, l'autore del gol dell'1-1. Abbiamo perso 3 minuti, arbitro! Arbitro! Sta piangendo Gueye. Abbracciato da tutta la panchina della Nissa, David Gueye. Sicuramente qualcosa di grave a livello psicologico. Non vorremmo pensare magari a questioni legate al razzismo, che nel calcio un po' abbiamo un po' troppo sentite. Doppio cambio accademia con Lala e York che sono usciti. È entrato Cannavò. Assieme a Mbie. Ultimi 10 minuti da giocare. Le tocco in mezzo al campo. Cammareri rispedisce nella zona di Cannavò. C'è posizione di fuorigioco.
Colpo di testa di Agudiak, si gira Galfano, prova la punta. C'è il calcio d'angolo guadagnato dalla Nissa. Previtera in mezzo, allontana di testa Barraco, ripropone Galfano, Pedicone, posizione ok secondo l'arbitro. Pedicone, fallo, calcio di punizione per la Nisia. La battuta in mezzo, primo palo con il tentativo di Agudiak. Iannazio, profondo, allontana la difesa della Nisia ma prende tutto Cannavò. Con il mancino allontana Rossi ma c'è Cammareri, pallone uscito. Cannavò rincorre il pallone, mette fuori la Nissa con Barrera. Adesso Accademia all'attacco in questi ultimi 5 più recupero. Pallone verso il centro, il tocco di Nolfo. Allontana sempre la squadra di Terranova. Agudiak trattenuto un po' da Perricone che allontana l'ultimo tocco e di Dall'Oro. Rimessa per i trapanesi. Alzata verso Nolfo, al limite, controllo, tocco al volo, arriva da dietro Ombie, ma ci sono prima i centrocampisti della Nissa. Giorgio, lancio lungo, di testa allontana il solito Barrera. Agnello, Perricone, sponda strana ma efficace di Nolfo, il recupero della Nissa. Agudiak avanti i nisseni con Galfano, passaggio verso l'interno. Agudiak, sale anche Pedicone che va col mancino a sfiorare l'incrocio più lontano per il gol del 3-1. Poteva essere un grandissimo gol quello di Pedicone. Iannazzo fermato fallosamente. L'anticipo di Rossi dopo il pallone di Imbie, un po' troppo morbido. L'attacco di Agnello, il recupero senza fallo del centrocampista dell'Accademia. Si cerca di puntare Guaiana. Pedicone fermato da Barracco che poi finisce giù.
subisce il fallo Francesco Barraco. Ammonito un membro della panchina dell'Accademia Trapani per proteste. Mbie batte la punizione dentro, pallone verso il secondo palo, allontanato da più uomini. Giorgiù attaccato da Galfano, rimessa Accademia, battuta affidata a Cammareri. Nolfo vuole girare subito a cercare Barraco, fischio dell'arbitro. Perché Agnello è caduto, ha subito fallo. Ci vuole credere Amoroso dalla panchina dell'Accademia, battuta troppo immediatamente questa punizione. Batte Mbie, pallone troppo basso, è fortunato. Mistretta, si innalza Guaiana verso Cannavò, il pallone, si cerca una protezione, il tocco di Pagano per Pedicone. Nel rilancio il pallone tocca Barraco, ancora a lottare Pagano, vuole mantenere nella zona della bandierina, riesce a spazzarlo via, ma c'è Mbie. Guaiana si gira contro Pagano, il cross di Guaiana, pallone verso la porta, finisce sul fondo. Meno di un minuto al 90°. Gudiak insiste da loro, il pallone è uscito. Mbie avanza fermato, Agnello nuovamente da Dembabie, pallone soffiato a Nolfo, lanciato a Gudiak, 1 contro 3 praticamente. A Gudiak aspetta i compagni, serve dietro Pagano, il tiro da fuori di Pagano sul fondo, anche questo. Iannazio, Cannavò, gira tutto, l'appoggio di Pedicone per Elizai, dentro il tempo di recupero, 5, ancora da giocare. Si supererà il 95°. Al Sorrentino, con la Nissa che ha rimontato l'Accademia Trapani con i gol di Gueye e Galfano in risposta al rigore trasformato da Secum nel primo tempo. Pagano, Pedicone, Conte, rimbalzi, rimessa Accademia Trapani.
Nolfo subisce il colpo, mette fuori gioco Galfano il pallone. Giorgio Perricone, Iannazzo, un po' di spazio per salire. Cannavò perde il possesso, ancora Cannavò in mezzo a due, murata la strada sull'esterno dell'Accademia, senza fallo secondo l'arbitro. Ancora Iannazzo, Bie appoggia a seguire quel tiro deviato, calcio d'angolo per l'Accademia Trapani. Tutti in area, la battuta di Iannazzo in mezzo all'Esaia vuoto, allontana di testa Neri seppur per poco, poi in Bie, altro tiro ribattuto, fallo laterale. Giorgio Bie, passaggio contrastato da Pagano, poi per riottenere il pallone così aggredisce l'avversario, chiede calma l'arbitro. La protezione di Barraco, allarga da Cammareri, cross respinto da Pedicone. Ancora l'Accademia Trapani a salire, ultimi 2 da giocare. La rimessa di Cammareri, pallone di ritorno di Agnello, il cross di Cammareri e Lezai, c'è il tocco di Nolfo e il salvataggio vicino alla porta di Bieto. Chance enorme per l'Accademia Trapani con Federico Nolfo. Iannazzo, altro angolo, primo palo, allontana di testa Gudiak. La messa in contropiede, Galfano, sale Dario Neri, praticamente un difensore in attacco. Ed è ancora Mistretta. Cannavò. C'è il fischio dell'arbitro dopo il contrasto con Pedicone. Punizione per la Niscia. A Gudiak, Previtera. L'Accademia si aspettava la punizione a proprio favore, ancora Previtera si accentra piano piano, il tiro ribattuto da Giorgio, pallone raccolto da Ambie, si gira contro Dall'Oro, c'è l'avanzata di Cammareri, pallone fermato, Nolfo, serie di palleggi, recupero ancora di Dall'Oro, si continua a giocare, palloni lunghissimi, sono saltati tutti gli schemi. Nolfo, nuova alzata, allarga tutto, Guaiana verso la porta, la chiusura in calcio d'angolo fondamentale di Rossi. Guaiana stava andando al tiro, Rossi si è disteso, allora ennesimo angolo per l'Accademia Trapani. Iannazzo parte la sua traiettoria, colpo di testa da allontanare. Ed è ufficiale il 2-1 della Nissa in rimonta sull'Accademia Trapani. Decisivi i gol di Gueye e Galfano in rimonta al calcio di rigore di Secum. La Nissa mantiene il primato, mantiene l'imbattibilità in questo girone A di eccellenza siciliana. Il punto di svolta, il gol di Gueye, l'apporto fondamentale di Galfano dalla panchina, ingresso in campo da parte della classe 2003, la mossa di Terranova, Galfano che poi ha realizzato il gol della rimonta definitiva, segnando il suo primo gol in carriera tra i grandi. Accademia che aveva chiuso il primo tempo in vantaggio con quel calcio di rigore trasformato da Najib Secum. Poi gli episodi del secondo tempo, c'è stata anche l'uscita dal campo di David Gueye, tra le lacrime
gli applausi comunque dei tifosi dell'Accademia verso la squadra di Amoroso, che subisce così la propria seconda sconfitta stagionale dopo il 3-1 subito per mano delle Mazzara 46. Accademia Trapani che nel prossimo weekend andrà a Marineo a sfidare l'Oratorio, calcio d'inizio alle ore 15. Nissa che invece giocherà un'altra trasferta a Terrasini sabato prossimo contro l'Atletico Palermo. Risulta la Nissa di Terranova. È tutto dalla Roberto Sorrentino, grazie dell'attenzione, ciao da Salvo Geraci.